Dal 24 aprile a 4 maggio si terrà la 47esima edizione della Mostra dell'Aspargo di Badoere IGP. Tengo a sottolineare IGP perché dall'anno scorso abbiamo iniziato un iter con tutti i produttori certificatori esclusivamente dell'aspargo IGP di Badoere, bianco e verde. L'appuntamento più importante e determinante per noi è per la promozione del nostro prodotto. Noi dobbiamo cavalcare questo simbolo che ci siamo preposti, che è l'IGP di Badoere. Con questo qui ci siamo fatti conoscere finora e cerchiamo di incrementare questa conoscenza. Un avvenimento che raccoglie tutti gli esercenti, tutte le associazioni del nostro comune. Ci saranno degli eventi che inizieranno appunto dal 25 aprile e qui vorrei sottolineare una mostra molto importante, è quella delle bici d'epoca e foto d'epoca. Ci saranno delle bici che hanno fatto un po' la storia anche della rotonda di Badoere, quando c'è stata la pista negli anni 50 dove correvano appunto tanti campioni del nostro ciclismo. Poi vi aspettiamo il 1° maggio, giovedì 1° maggio, dove ci sarà la giornata clou della manifestazione con l'inaugurazione della 47esima mostra dell'aspargo di Badoere IGP e durante la giornata ci sarà l'esibizione della Triugio Marching Band e la gara ciclistica nel pomeriggio. La sinergia tra consorzio e Proloco poi è fondamentale perché tutti coloro i quali vengono a partecipare a questo evento si portano a casa un piccolo ricordo oltre che un buon sapore. È una sinergia fondamentale a garanzia della tutela sia dei consumatori che dei turisti, perché quando c'è un territorio coltivato con amore si fa anche turismo in un luogo che lascia amore. Una mostra dell'asparago poi ampliata anche attraverso una rassegna che portate avanti insieme all'amministrazione comunale che coinvolge la ristorazione, porta proprio l'asparago a tavola. È il 3° anno del progetto A tavola con l'aspargo di Badoere IGP, curato dalla Proloco, dal Consorzio dell'Aspargo e dall'amministrazione comunale. Sono coinvolti in questo progetto 9 ristoranti dell'area dell'aspargo, della raccolta dell'aspargo di Badoere IGP. Fino adesso è stato un grande successo e auspichiamo che questo continui.